Panettoni aziendali girati alla parrocchia per darli in beneficenza. Così i lavoratori della Green Power rispondono alla proprietà che ha comunicato nei giorni scorsi di essere costretta a procedere con i 36 licenziamenti. 45 giorni per cercare l'accordo, a decorrere dal 10 novembre, data in cui sono stati comunicati ai dipendenti gli esuberi. Ironia della sorte, il giorno della verità cadrà proprio il 25 dicembre. Un Natale amaro che però i lavoratori non hanno intenzione di trascorrere in attesa. In giornata sono state effettuate altre 8 delle 24 ore di sciopero proclamate a inizio mese, con un nuovo presidio davanti a Villa Scabello, sede del gruppo di Zianigo. Morta in fasce nel 2013 e sepolta nel cimitero di Musile. Sulla tomba la mamma qualche giorno fa aveva posizionato un piccolo presepe che nella notte è stato rubato da sconosciuti. La donna ha lasciato un messaggio al ladro parlando di gesto miserevole, ma non è un caso isolato purtroppo. Un mese fa la stessa cosa era accaduta nel Camposanto di Concordia. A metà novembre invece qualcuno si era divertito a trafugare dalla tomba di un bambino morto a 4 anni, sempre nel 2013, alcuni oggetti che i genitori avevano posizionato. Un episodio su cui stanno tentando di far luce i carabinieri della stazione di Meolo, una vicenda preoccupante anche se il danno in sé è stato tamponato dalla prontezza di alcuni passanti che sono riusciti a spegnere le fiamme prima che quest'ultime si allargassero all'intero abitacolo. Ennesimo caso di veicolo intaccato da incendi nel veneziano dopo che episodi del genere si sono registrati recentemente a Marghera e nella zona di Chioggia. Anche in questo frangente il sospetto è che possa trattarsi di un possibile atto doloso, visto l'individuazione di un cubetto accendifuoco vicino al veicolo. Un'esplosione nella notte tra lunedì e martedì ha tirato giù dal letto mezza Concordia Sagittaria. Ad esplodere è stata una bomba Maradona, uno speciale petardo che ha mandato letteralmente in frantumi la vetrina dell'agenzia Madness Viaggi. A colpire potrebbe essere stato un cliente insoddisfatto. In paese si vocifera che sia saltata una vacanza di Natale pagata dai clienti in anticipo e organizzata proprio da quell'agenzia messa nel mirino.